Ricordano Erika e Omar di Novi Ligure, la coppia di fidanzatini che qui a Bassano progettava di uccidere i genitori nel sonno. Il fatto è cominciato ancora nel mese di luglio. I due minori, al centro della terribile vicenda, si scrivevano anche via web, arrivando a studiare nei dettagli l'omicidio dei genitori, iniziando proprio dalla madre della ragazza. È a quel punto che dei messaggi si accorge un amico coetaneo dei fidanzati. Dapprima non ci fa caso, ma quando i messaggi diventano più precisi e circostanziati, il ragazzo sente che qualcosa non va. Nei messaggi si parla di come ammazzare la madre nel suo letto mentre dorme con un cuscino, poi si arriva a scrivere che forse c'è bisogno di un lungo coltello. Insomma, particolari che fanno rabbrividire, che diventano via via sempre più delineati. L'amico dapprima ci pensa su, ma poi capisce che quello non è un gioco, chiede aiuto. Immediatamente vengono allertate le forze dell'ordine, i carabinieri del comando compagnia di Bassano. Scattano le indagini fino a capire senza ombra di dubbio che c'è la vera intenzione di agire. È a quel punto che i ragazzi vengono stoppati, avvisati i genitori che dapprima credono ad una bravata, fino a capire che davvero avrebbero agito come nessuno mai si aspetterebbe da un figlio. In questo momento, come ci ha confermato il comandante Filippo Alessandro, lo stato delle indagini è fermo in attesa delle disposizioni della procura per i minori, mentre i protagonisti di quello che sarebbe potuto essere un efferato omicidio sono seguiti dagli esperti.